importante è l'unione tra Confindustria Vicenza e Confindustria Verona, ecco, unione fa la forza anche in economia. Direi di sì, anche l'occasione per dimostrare che da noi le imprese sono imprese vere, che c'è voglia di fare, c'è voglia di crescere, di investire, ma è altrettanto vero che abbiamo bisogno di segnali che siano incontrovertibili da Roma. Detassazione, paghiamo una tassazione media del 68,5%, sburocratizzazione, ma anche la volontà di fare pulizia in un mercato dove spesso l'economia è drogata. Il Premier Renzi ha appena commentato la vicenda Mose, appunto ha detto che bisogna punire i colpevoli, quello che aveva detto anche lei ovviamente. Io l'ho detto penso per primo, ma l'ho anche dimostrato con i fatti, visto e considerato che dopo qualche ora ho sospeso dirigenti e ho fatto provvedimenti anche rispetto alle deleghe dell'assessore, e i tribunali sono le uniche sedi deputate per celebrare i processi. Però è altrettanto vero che gli interventi sono significativi. Mi chiedo se a livello nazionale si è fatto quello che si è fatto a livello regionale e mi chiedo anche per quale motivo ancora le associazioni di categoria, se hanno degli associati che sono stati giudicati colpevoli o peggio ancora sono magari indagati in alcune grosse inchieste, non facciano i provvedimenti di sospensione o di espulsione. Qual è la spinta che si deve dare a livello nazionale? La spinta è quella di pensare che c'è una questione che anche oggi non è stata toccata dal Premier Renzi, che è quella della questione del Sud. Noi abbiamo un paese dove metà delle amministrazioni sono tecnicamente fallite e continuiamo ad alimentare una mala gestione nazionale che poi ci porta in rovina a tutti.